Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. In apertura i numeri di oggi sul fronte coronavirus, numeri che risalgono rispetto a ieri. Oggi su 7.624 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 489 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,41%. Sono inoltre 1.536 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 153 casi, 9,96% di positività. I decessi registrati sono 21, di cui 3 nel Friuli occidentale. Si riducono i ricoveri nelle terapie intensive, 59, così come quelli in altri reparti, 619. Intanto oggi la Regione, come è stato informato dal vicepresidente Riccardo Riccardi, ha definito gli ultimi termini dell'accordo con i rappresentanti regionali di Federfarma e di Assofarm Farmacie Riunite, e quindi il prossimo 2 febbraio sarà sottoscritto il protocollo che darà la possibilità ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di effettuare nelle farmacie che aderiranno all'iniziativa il test rapido per il coronavirus. L'ospedalizzazione da Covid resta il tallone d'Achille, ma il Friuli Venezia Giulia è la quarta regione in Italia per vaccini consegnati. Ecco i dati dell'ultima analisi della Fondazione GIMB. Il Friuli Venezia Giulia è quarta in Italia per dosi di vaccino consegnate per 100.000 abitanti. Sono 4.452 rispetto alla media italiana di 3.567. Nella nostra regione ha completato il ciclo vaccinale lo 0,51% della popolazione contro la media nazionale dello 0,45%. In questo caso siamo settimi nella classifica guidata dal Lazio, 0,70%, e chiusa dalla Calabria, 0,16%. Le dosi inoculate a personale non sanitario risultano invece più basse rispetto al resto d'Italia, 16% contro il 22%. Sono i dati che emergono dal monitoraggio della Fondazione GIMB sulla settimana che va dal 20 al 26 gennaio. Nel nostro territorio sono in miglioramento tutti gli indicatori considerati, ma restano sopra la soglia critica le occupazioni sia delle terapie intensive, 37%, che delle aree mediche, 52%. La Fondazione fa poi il punto sui vaccini anti-Covid. Al netto di ritardi di consegne, entro il 31 marzo il nostro Paese dovrebbe disporre di 16.557 milioni di dosi tra Pfizer, BioNTech, Moderna e AstraZeneca. Con queste disponibilità, puntualizza il presidente della Fondazione GIMB, Nino Cartabellotta, solo il 14% della popolazione potrà completare le 2 dosi del ciclo vaccinale, ma non prima della metà o addirittura della fine di aprile. GIMB evidenzia infine le notevoli differenze tra regione e regione nei numeri di vaccini che generano disuguaglianze. Per questo ha chiesto al commissario Arcuri che le poche dosi disponibili siano utilizzate per proteggere chi lavora in prima linea con i pazienti e le persone più fragili e che siano resi pubblici i criteri per la consegna delle dosi alle regioni. I genitori aderenti al movimento Priorità alla Scuola guardano con sollievo al ritorno in classe degli studenti delle superiori da lunedì e chiedono alle istituzioni controlli ferrei sul fronte del trasporto pubblico per non compromettere la didattica in presenza. Il rientro in classe dei ragazzi delle superiori è ormai imminente, un traguardo atteso da tutti, studenti e genitori, in particolare quelli aderenti al movimento Priorità alla Scuola, che avevano proposto i ricorsi al TAR per dire basta alle lezioni online, un concetto ribadito tuttora. La didattica a distanza per noi non è scuola, perché la scuola è socialità e anche un'interazione che c'è in classe, perché io ho assistito sabato mattina al collegamento di mia figlia con la scuola e c'era un silenzio incredibile, cosa che in classe non c'è mai, perché ognuno dice la sua opinione, c'è condivisione, c'è scambio di opinioni e quindi anche di crescita personale. Quindi quello che PAS chiede è rientro a scuola in sicurezza e non far pagare ai ragazzi problemi legati alla gestione della sanità, perché alla fine sono solo loro che sono a casa chiusi da quasi un anno ormai. Priorità alla Scuola, che ha presentato una petizione a Regione e sindaci con oltre 1.000 firme, chiede anche un ferreo controllo sul fronte dei trasporti. In modo tale che i ragazzi viaggino in sicurezza. Poi ci è stato assicurato che verranno posizionati degli steward che eviteranno appunto gli assembramenti nei punti clou individuati dai prefetti nelle varie città, in modo tale che appunto non ci siano questi assembramenti che pare siano causa poi dei contagi da parte dei ragazzi. L'idea delle famiglie è quella di una scuola non solo nozionistica ma socializzante.
E a proposito di scuola, a Pordenone è pronto a sorgere un istituto polmone. Vediamo di che cosa si tratta. Sono iniziati a Pordenone i lavori preliminari per costruire un nuovo edificio scolastico adiacente al liceo Grigoletti. Sarà una cosiddetta scuola a polmone e a spiegare cos'è è il sindaco Alessandro Ciriani. Questo è un progetto di cosiddetta scuola a polmone. All'interno del piano di 26 milioni di euro presentato dalla Regione l'altro giorno insieme al Comune, 26 milioni di euro che riguarderanno gli istituti superiori del Comune di Pordenone, rientra anche questo edificio, il cui scopo è quello di dare spazi alle scuole che saranno oggetto di quei lavori, quindi le aule magari non potranno essere utilizzate, e di evitare quella transumanza che ogni anno capita dipendentemente dal numero di iscritti che ha una scuola. Magari una scuola ha 300, faccio un numero a caso, di studenti di capienza, quell'anno ce ne sono 350 e ogni volta bisogna trovare una sistemazione provvisoria. In questo caso è una scuola che servirà proprio a distribuire i ragazzi o in eccedenza dagli istituti o che non possono frequentare quella scuola perché è oggetto di lavori di ristrutturazione. Quindi una cosa molto importante, 8 milioni di euro investiti all'interno dei 26. Il nuovo edificio sorgerà vicino al nuovo cavalcavia ciclopedonale e avrà quindi il vantaggio di essere servito da questa nuova struttura. E ora cambiamo argomento per raccontarvi una storia curiosa. Un maialino vietnamita è scappato da casa creando scompiglio ad Azzano X, impegnando la polizia locale per alcune ore alla ricerca del proprietario. Il mistero del maialino vietnamita che scorrazza per Viale della Rimembranza ad Azzano X è durato più di una mezza giornata, impegnando per ore i vigili. Ma cosa ci faceva un animale del genere a spasso per la città? Se lo sono chiesto questa mattina alcuni residenti che hanno allertato la polizia municipale. Gli agenti sono subito intervenuti, visto il pericolo che l'animale poteva creare ad automobilisti e passanti, oltre che a se stesso. L'hanno legata, perché si tratta di una femmina, con un guinzaglio di fortuna e dopo alcune indagini sono risaliti alla casa da dove era fuggita, sfondando la recinzione. Il proprietario, un uomo residente nella via, però non era reperibile e così gli agenti hanno sostato per ore di fronte all'abitazione in attesa del suo ritorno, quando il proprietario finalmente ha ripreso in consegna l'animale. Il maialino vietnamita o a pancia a tazza è un animale da compagnia, soprattutto allevato negli Stati Uniti. Può raggiungere i 90 kg e vive circa 20 anni. È una bestia intelligente e può essere addestrata facilmente. Un esemplare lo ha avuto per anni anche l'attore statunitense George Clooney. Un caso di fuga simile di un maialino vietnamita si era verificato solo un paio di settimane fa a Ligugnana di San Vito al Tagliamento. A intervenire furono i pompieri sanvitesi che lo riconsegnarono al proprietario. Lieto fine anche per la bestiola azzanese che è tornata a casa nel pomeriggio, anche se sono in corso da parte della polizia locale ulteriori verifiche su come l'animale sia detenuto e che tutto sia in regola, anche attraverso un'eventuale visita veterinaria. L'episodio resta comunque un fatto curioso per la città di Azzano X. Cambiamo argomento e parliamo di cultura. Ha preso il via oggi a Pordenone il nuovo progetto di Cinema Zero e Viva Comics che proporrà fino al 5 marzo nelle bacheche che di solito ospitano le locandine dei film le opere di 5 nomi illustri del disegno. Sale vuote, niente film da mesi ormai e così a Pordenone Cinema Zero e l'associazione di fumetto Viva Comics hanno deciso di puntare sull'arte del disegno, riempiendo le bacheche all'esterno della struttura di Piazza Maestri del Lavoro con le opere di 5 artisti di livello internazionale, noti per le grafiche ma anche le animazioni: Gabriella Giandelli, Giorgio Carpinteri, Lorenzo Mattotti, Franco Matticchio e Virginia Mori. Ogni artista starà in vetrina una settimana. Oggi è stata allestita la prima installazione del progetto Zero Comics. Noi speriamo che ci siano degli appuntamenti settimanali frequentati dai cittadini di Pordenone, dintorni, finché si può, finché non si ritornerà al cinema e anche nelle gallerie e negli studi. Una galleria a cielo aperto che proseguirà fino al 5 marzo ed è legata ad un concorso. Gabriella Giandelli è l'autrice a cui è dedicato il concorso Viva i Fumetti, Givel Strip, diciamo che coinvolge gli studenti del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Avremmo dovuto nello studio Viva Comics partire con la sua mostra che poi andrà a Capodistria e a Lubiana all'Istituto Italiano di Cultura, ma ecco, questo sistema che abbiamo così escogitato anche grazie a un'operazione che Cinema Zero aveva iniziato
inizialmente con 6 artisti di arte contemporanea, ci permette di non avere questo livello virtuale che adesso sta diventando un po' incombente, ma invece di trovare spazio in città. Il tutto in attesa che le sale riaprano e il grande schermo torni ad animarsi. Ci colpisce questa sensibilità in questo momento che è sicuramente critico per i cinema che rimangono chiusi, rimangono solo virtualmente fruibili con le loro poltrone vuote, e ci colpisce che sia anche qualcosa di relativamente effimero come le locandine, qualcosa che di settimana in settimana cambia, che magari veniva visto con un passaggio d'auto, uno sguardo buttato lì. Chiudiamo con lo sport, calciomercato, il Pordenone ha ingaggiato l'attaccante Claudio Morra, il calciatore classe 95 arriva dalla Virtus Entella con la formula del prestito fino a giugno 2021 con opzione. Prima dell'approdo alla Virtus Entella, Morra, attaccante di forza e corsa molto abile nel gioco aereo, si era messo in grande evidenza con la Pro Vercelli, realizzando 23 reti in un triennio fra B e C, con 99 presenze. In precedenza aveva vestito le maglie di Savona, Fidelissandria, Torino, giovanili, protagonista della vittoria dello scudetto primavera, e della Sverona in primavera. Intanto, sempre sul fronte delle punte, bomber Davide Diov, sfumata la pista a Torino, è fortemente conteso tra Monza e Spalla, anche se i tifosi neroverdi sperano che possa continuare a restare al Pordenone. Era questa la nostra ultima notizia per stasera. Dopo di noi Economai FVG. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone torna domani alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.